I miracoli ci sono. Non ha dubbi padre Giovanni Ferraro, padre esorcista dell'antico monastero della Madonna del Frassino di Peschiera, luogo di devozione e culto per fedeli provenienti da tutto il mondo. Il primo miracolo risale al 1510, quando un contadino, dopo essersi salvato dal morso di un serpente, vide sul Frassino, nel campo dove stava lavorando, una statuetta della Madonna di 14 centimetri. La prese, la portò a casa, dove la custodì gelosamente in una cassapanca. Lui è entrato in casa, ha aperto la cassapanca, non c'era più. Sparita. Potete immaginare lo stato d'animo di quell'uomo, perché pensavo adesso chissà cosa diranno, che ho imbrogliato tutti, che non è vero, che questo, che... E poi il mio dispiacere è detto di non avere più la statuetta. Allora quasi di nascosto parte da casa sua, sta a 1,5 chilometri da qui, è venuto qui dove l'aveva presa e la vede sul Frassino dove era prima. Ma la notizia del prodigio divino si diffuse e lui decise di mostrarla, ma la statua non c'era più, era misteriosamente tornata sul Frassino. Accadde anche una seconda volta. Dopo non molti giorni, quasi subito, il parroco va al mattino giù in chiesa, apre la porta e va per prima a pregare la Madonna. Non c'è più. Sparita anche da lì. Ma consapevoli dell'altra prima, cosa ha fatto? È venuto subito qua e l'ha trovata di nuovo il suo posto. E loro hanno concluso, lasciamola lì perché la Madonna facilmente vuole avere qui la sua casa riservata ai figli suoi. E loro hanno costruito subito questa chiesa. La statua della Madonna è rimasta sul Frassino anche durante un furto recente nel santuario. Sono venuti a rubare qualche volta, le ultime 2 volte però l'hanno lasciato qui coi vetri la Madonnina sola, hanno portato via l'oro, ma ci abbiamo tolto via anche quello per evitare. La vacanza in barca sul lago di Garda offre tanti spunti, infinite suggestioni e diportisti affascinati da specchi d'acqua enormi racchiusi dalle montagne. Il porto Bruno Manfredi può ospitare sino a 220 imbarcazioni di lunghezza massima di 18 metri ed è dotato di tutti i servizi e le attrezzature necessari per garantire un ormeggio sicuro e protetto per tutte le barche. Diamo ogni tipo di assistenza e di servizio. Le officine sono in grado di operare largamente e in piena capacità. L'assistenza è 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica, e quindi riusciamo a far navigare qualsiasi che ci chieda il nostro servizio. È il lago che è il soggetto principale a cui dobbiamo riferirci. Quello che ci gira attorno è tutto complementare. Per chi vuole sperimentare una vacanza immersiva ma attrezzata a 2 passi dal lago, decidendo magari di prenotare qualche escursione in barca, la novità si chiama glamping. Glamping significa glamour camping, sono tende molto belle, innovative, con tutti i servizi. Una volta si andava in campeggio con la canadese e poi si usufruiva di quelli che erano i bagni e le docce del campeggio. In queste tende nuove c'è tutto, c'è la cucina, c'è il bagno, c'è la doccia, per chi vuole arrivare, trovare tutto pronto e fare una vacanza all'aria aperta in una tenda di lusso, una tenda di grande livello. È una cosa che ha preso piede in Nord Europa negli anni scorsi e sta arrivando anche noi sul lago di Garda. Devo dire che è bello vedere queste nuove strutture che si integrano così bene nel paesaggio e nel nostro verde.
Nella parte alta del Garda, da Malcesine in su, è il paradiso dei velisti per la presenza di forti venti, a Peschiera c'è il contesto ideale per una nuova disciplina sportiva, il SUP, lo Stand Up Paddle. Servono una tavola più grande di quella da surf, una pagaia, senso dell'equilibrio ed essere accompagnati da un istruttore per divertirsi in sicurezza. Assomiglia ad una tavola da surf però più grande ed ha un volume che permette di tenere una persona fino a 100-130 kg in piedi e di remare stando in piedi in una posizione rilassata, quindi anche per ore. La tavola è composta da 3-4 parti principali che sono il nose, tutta la terminologia in inglese è internazionale, nose, rail, tail, e questa è una corda di sicurezza che va applicata alla caviglia o al ginocchio in modo tale che in seguito a una caduta in acqua si possa risalire ed avere a portata la tavola in pochi secondi. Quello che noi facciamo qui è di insegnare alle persone e spieghiamo di usare le mani per sentire l'acqua sotto, l'instabilità della tavola, e salire con le ginocchia oltre la metà per evitare di fare ruotare la tavola e farli cadere. Quindi salgono in ginocchio, trovano la stabilità usando la maniglia come riferimento perché è il centro della tavola su entrambi gli assi. Quando abbiamo visto che sono comodi e equilibrati sulla tavola, prendono in mano la pagaia e iniziano a pagaiare. Ci occupiamo di fare visite accompagnate, quindi con istruttore, sempre in sicurezza, e visitiamo tutte le mura di Peschiera. Passiamo nei canali di mezzo, guardiamo la porta che dà da un lato e dall'altro, quindi Porta Verona e Porta Brescia. È una visita storica, culturale, molto interessante. Io che sono un local, ogni volta che ci vado rimango stupito da questa cosa perché ogni volta c'è una luce diversa, c'è una vegetazione diversa. E quando sul lago cala l'imbrunire si fissano gli ormeggi, si raggiunge la terraferma per gustarsi il tramonto e mettere qualcosa di tipico sotto ai denti. Consigliato il risotto con tinca. Qui abbiamo un risotto alla tinca che è stato fatto con erbette, cipolla, qualche acciughina, vino bianco e portato a cottura. La tinca è un pesce che vive sotto i fontani. Il procedimento è da prendere la tinca, sfilettarla, mettere i suoi aromi, carote, sedano, cipolla, foglioline d'alloro, e metterla a forno, misto a forno, sui 170 gradi, dipende dal peso della tinga, da 1 kg, 1,5 kg, una ventina, 25 minuti. Ed è cotta. Tirata fuori, si va a spinare, tirare tutte le rische e alla fine troviamo questo procedimento di risotto. Anche la nostra troupe spegne il tasto rec della telecamera e sul finire della giornata si guadagna l'agognato risotto. Allo!